Padova è assolutamente la capitale mondiale del Trecento per quanto concerne l'affresco. I protagonisti sono Giotto, Guariento, Giusto de Menabuoi, Altichiero, Jacopo Avanzi, i più grandi artisti dell'intero Trecento. Sono concentrati a Padova in un secolo specifico che vedeva la città capitale artistica, militare e politica di rango europeo. Questa è la Urbs Picta. L'UNESCO ha individuato 8 siti, la Cappella degli Scrovegni, dove avviene una vera e propria rivoluzione culturale con Giotto che, come dice Cennino Cennini nel 1398, tramutò l'arte di greco in latino e ridusse al moderno. Nella Cappella degli Scrovegni, appunto, emozioni, sentimenti, l'illusionismo prospettico, cambia il paradigma dell'arte occidentale. E chiudiamo con quel gigante che è Altichiero nell'oratorio di San Giorgio, dove sostanzialmente con un piede siamo già dentro il Rinascimento, dove l'illusionismo prospettico e architettonico di Altichiero raggiunge vette elevatissime. Ho visto veramente l'orgoglio dei padovani, è stato enorme e questo mi ha fatto veramente piacere. Uno che viene a Padova può passare 2, 3, 4 giorni in maniera incredibile, in maniera piacevole. Dopo devo dire i padovani sono bravi. I padovani sono bravi nell'accoglienza, vuol dire immagine della città veramente bella. Perché è una bella città, per cui vi aspetto, venite, vi aspetto non tanto io, vi aspetta la città, vi accoglierà a braccia aperte perché Padova è una città ospitale.